Ultima giornata del progetto Mare Nostrum, organizzato dall'Associazione Culturale Mariterra, che ha visto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle impegnati in una serie di attività. Come è stato organizzato il progetto e per quali obiettivi? Oggi è una giornata importante che conclude un percorso di durata annuale che ruota attorno al mare, alla scoperta e alla valorizzazione del territorio. È la giornata che prevede l'organizzazione di un convegno per cui siamo veramente contenti di poter dare il nostro contributo come scuola. Un contributo che si è avvalso sicuramente della collaborazione dell'Archivio di Stato che ha messo a disposizione dei nostri ragazzi dei documenti importanti, quindi delle fonti storiche che hanno consentito ai ragazzi di ricostruire la storia del nostro porto. Oltre a questo l'intervento di questa biologa marina che ha chiaramente catturato l'attenzione dei nostri ragazzi focalizzando proprio il suo intervento sui delfini e attorno a tutto questo la figura della scuola sia del nostro istituto sia del nautico che ha inteso proprio fare un lavoro di ricercazione, di approfondimento, di conoscenza e di valorizzazione di quelle che sono le risorse di questo territorio e la risorsa principale è il mare, un mare che amiamo, un mare che intendiamo veramente difendere e proteggere secondo gli obiettivi di Agenda 2030 e che costituisce anche il filo conduttore del nostro POF. Una 3 giorni dedicata all'ambientalismo e al rispetto della natura, organizzata dall'Associazione Culturale Mariterra di Porto Empedocle, che ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Luigi Pirandello. Quanto è importante appunto è sensibilizzare i giovani fin da piccoli ai temi dell'ambientalismo e del rispetto dell'ambiente, appunto. Sì, bisogna proprio partire dai più piccoli, dici bene, come hai detto abbiamo inaugurato oggi questo fine settimana legato al mare, oggi con questo convegno conclusivo di questo progetto Mare Nostrum che abbiamo iniziato il 28 aprile scorso con l'Istituto Comprensivo Pirandello e l'Istituto Nautico Nicolo Gallo, dove abbiamo effettuato una pulizia, una passeggiata ecologica alla spiaggetta proprio alle spalle della torre e oggi invece abbiamo fatto questo convegno conclusivo dove i ragazzi hanno presentato delle ricerche fatte con il materiale storico fornito all'Archivio di Stato di Agrigento da parte della dottoressa Rosana Florio e altri invece hanno prodotto appunto delle letture, delle canzoni tipiche come Talariti, che insomma è la nostra canzone popolare per eccellenza legata ai pescatori. Quindi oggi faremo questo convegno conclusivo, invece poi domenica 8 maggio saremo al litorale di spiaggia di Marinella per la pulizia con i ragazzi della Surf School e tante altre associazioni che hanno aderito per la giornata nazionale di Sons of the Ocean Uniti per il mare. L'associazione Meris da sempre si occupa di tutela dell'ambiente marino, con particolare attenzione ai delfini. Quale appello si sente di lanciare ai giovani, ma non solo, per la tutela dell'ambiente marino e di tutti gli esseri viventi che lo abitano? Beh, sicuramente quello che è un po' emerso dalle nostre ricerche è che questo mare è molto ricco di specie, sia delfini ma anche altre specie protette, però purtroppo allo stesso tempo incontriamo parecchi rifiuti in mare, in particolare plastica, quindi l'appello che faccio ai giovani è cercare di adottare degli stili di vita che siano più sostenibili verso l'ambiente, capire che noi siamo parte integrante di questo mondo, della natura, quindi cercare di vivere in maniera responsabile. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello hanno partecipato con entusiasmo alla lezione tenuta appunto dall'Associazione Meris. Sì, i delfini diciamo che attirano sempre l'attenzione sia dai più grandi che dai più piccoli e sono quindi importanti anche perché a noi ci consentono di veicolare dei messaggi ambientali importanti.